tavolo che ha trovato un accordo sul fatto di avviare da subito la progettazione, quindi sostanzialmente fare uscire dalle gallerie e da tutto quello che si vuole fare sottoterra per l'alta velocità e portare sul piano campagna, quindi in superficie, questa nuova infrastruttura, e quindi pensare che ci sia un futuro per l'alta velocità e quindi la soluzione del nodo di Vicenza del quale si parla da inizio anni 90. L'alta velocità per noi è una grande sfida, il corridoio 5 è per noi la necessità di dar corso a quello che oggi è realtà fino a Brescia, quindi Brescia-Verona il primo tratto, poi il Verona-Vicenza e quindi poi per arrivare a Padova con la soluzione del nodo di Vicenza. E il tratto Padova-Venezia c'è già, e dopodiché Venezia-Marco Polo, quindi l'aeroporto, ed infine Marco Polo e Portogruaro. Prossimo step rispetto al nodo di Vicenza, la firma di un protocollo d'intesa che è una formalità per dare l'avvio alla progettazione con RFI Italfer e quindi iniziare proprio con la progettazione, il che vuol dire che il tutto si concluderà nel giro di un paio di settimane massimo.